Siamo qui oggi perché riteniamo che il Carnevale di Verona e soprattutto le manifestazioni del Venerdì Gnoccolà siano importantissime per le nostre tradizioni, per la valorizzazione del nostro territorio. E da anni il Comitato chiede la possibilità di far partecipare tutti i ragazzi di tutte le scuole della provincia e tutti i consiglieri regionali hanno sostenuto questa mozione affinché nel 2020 alla edizione del Comitato Carnevale si possa veramente far partecipare tutti i ragazzi. Anche quest'anno, come consiglieri regionali veneti di Verona, abbiamo chiesto alla Giunta regionale di dare la giusta attenzione al Carnevale di Verona, al Bacchanal del Gnocco, in modo da far partecipare tutti gli studenti, tutti i ragazzi alla manifestazione. Sappiamo com'è complicato in quei giorni recarsi a scuola, sia appunto recarsi a scuola ma anche per il trasporto scolastico, girare per la città. Chiediamo di rivedere il calendario scolastico al fine appunto di garantire l'ampia partecipazione dei bambini e di tutte le famiglie a questa grande festa. Nella storia chi detiene il potere ha sempre cercato, fin dai tempi dei Romani, di cercare a cattivare la simpatia del popolo. Nel momento in cui il popolo ha fame, organizzava dei momenti di festa dando anche del cibo al popolo, e così anche il Bacchanal nasce appunto da un contesto di povertà, di penuria di cibo, e quindi i detentori, diciamo, del potere hanno organizzato questa festa per dare al popolo del cibo, gnocchi. Venerdì Gnoccolaro e Papà del Gnocco quindi sono parte della cultura veronese, cultura locale, quindi avere un giorno dedicato a questo carnevale non significa un giorno perso di scuola, ma un giorno guadagnato in cultura. Siamo alla 490esima edizione del Bacchanal del Gnocco, dove ovviamente il 26 gennaio sarà l'elezione della maschera più importante, maschera popolare più importante d'Italia, il Papà del Gnocco, e poi andremo al 21 di febbraio che sarà il 490esimo Bacchanal del Gnocco Venerdì Gnoccolar, che è un evento che a Verona spazia su circa 85.000 persone che vengono a vedere questo evento, mentre il 23 di febbraio faremo una cavalcata storica con 100 cavalli che sfileranno per le vie della città accompagnando Tommaso Davico e Papà del Gnocco in piazza San Zeno. Il 25 di febbraio, l'ultimo evento del Carnevale veronese, con l'ultimo ballo in Gran Guardia che si chiama Il Magnifico Convivio, grandissima manifestazione solo ed esclusivamente in costume.